Ieri si è disputato l'International Cup, che ormai è giunta alla quarta edizione, e fortunatamente e poi grandiosi i nostri atleti si sono piazzati al primo posto, mentre oggi si disputa il campionato Trofeo Subaru, che è dedicato solo ai ragazzi di tutte le categorie, quindi il ragazzo che aggiudicherà più punti avrà questo premio. Questa mattina si svolgeranno proprio gare per ogni categoria, come vi ho detto prima, e sulla forma, cioè il kata. Quindi i giudici dovranno vedere chi presenterà il ragazzino, dimostrerà le sue capacità in queste funzioni. Poi nel pomeriggio avremo i combattimenti per i ragazzi, ovviamente saranno tutti protetti per maggior sicurezza, ma ci sarà da divertirsi perché i ragazzi sono più nel comité che nel kata. Il combattimento per loro, mettersi in discussione, è sempre la maggior cosa. Al primo posto Landoni Rebecca. A maggio avremo i campionati europei in Repubblica Ceca, Kralj Kralove, quindi questo è un test preparazione molto importante. E qui vengono ragazzi da tutta Italia e da tutta Europa per testare la loro preparazione in vista dei prossimi campionati europei del 18 di maggio. Noi siamo reduci dal campionato mondiale di Giacarta l'anno scorso in luglio. La nostra squadra su 50 nazioni ha preso il terzo posto come numero di medaglie dietro Giappone e Indonesia. Oggi, in occasione del 10° anno Trofeo Subaru, abbiamo fatto un regalo al nostro pubblico, abbiamo preso una piccola rappresentazione con un balletto di cui anch'io sono stato presente, e l'associazione Gaia di San Giorgio della Protezione Civile, volontari che hanno voluto far vedere cosa fanno per i nostri poveri sfortunati, e il loro lavoro si rende proprio un grande servizio. Ringrazio questa associazione e tutti coloro che partecipano. Grazie, grazie ancora.